L'introduzione di un contributo d'accesso per visitare Venezia è una questione talmente complessa da non poter essere ridotta a decisioni prese dentro i confini del comune, ma deve essere discussa a livello regionale. Non a caso l'intero Veneto si promuove turisticamente puntando innanzitutto sulla fama del suo capoluogo, tanto da proporsi a livello internazionale col nome di The Land of Venice, la terra di Venezia. Insieme alla collega Zottis chiediamo alla Regione di costruire un tavolo insieme a tutti quegli attori pubblici e privati, tutti quegli stakeholder che in qualche modo abbiano interesse nel capire e gestire questo fenomeno affinché venga applicato, se proprio deve essere applicato, senza recare danni o controindicazioni a nessuno. Secondo il consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello, inoltre, al più ampio tavolo regionale deve aggiungersene un secondo, più territoriale, che metta insieme tutte le località che confinano con Venezia. Questo dibattito non può esularsi da un confronto con l'intero territorio metropolitano, intanto perché non credo che sia fattibile senza degli accordi forti con le principali porte d'accesso che sono Chioggia, Mira, Cavaglino, e anche perché ricordiamoci che l'offerta turistica di tutto il brand metropolitano in qualche modo parte, passa o arriva a Venezia.